Ultimo momento di 7 in punto per questa prima giornata di una nuova settimana insieme. Siamo con Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete. Stiamo parlando del crack di queste due grandi realtà creditizie del Veneto, il rapporto di fiducia su cui erano nate e su cui sono nati molte realtà creditizie del nostro territorio. Il rapporto di fiducia è stato ovviamente incrinato, infatti in questi mesi le banche hanno subito un grosso deflusso nei depositi e negli impieghi, e non a caso, perché ovviamente quando una banca, in molti casi gli sportelli erano sotto casa, no? E la persona che investiva sentiva questa banca come parte della sua comunità, e anche chi ci lavorava dentro, certo, il direttore, l'impiegato, e ti dicevano compra azioni di questa banca perché sono sicure, sono migliori e più sicure dei bot, perché questo si sentiva dire. Ovviamente una persona diceva: beh, io investo nella banca del mio territorio, quindi io giustamente investo nel mio territorio piuttosto che andare a comprare le azioni di Unicredit o di Intesa, che sono banche nazionali che stanno a Milano, a Roma. Ovviamente io sono più portato a investire nel mio territorio. Invece queste banche hanno completamente tradito la fiducia dei correntisti, dei risparmiatori, ed è molto difficile tornare oggi a avere la fiducia. Una volta persa, a ritrovarla può richiedere anni. Infatti il danno reputazionale che queste due banche hanno è molto più grave del danno economico, sì, senza contare che Vicenza ha fatto un gravissimo errore, che è quello di non approvare l'azione di responsabilità nei confronti di Gianni Zonin. Quello è stato l'errore più grave, perché ha fatto ulteriormente abbassare la già scarsissima fiducia. Adesso io spero che il Fondo Atlante non faccia più giochini, basta giochini. Azione di responsabilità verso Zonin subito il 7 luglio, e azioni di responsabilità verso Consul, lì l'hanno già annunciata e messa all'ordine del giorno di Veneto Banca. Il 16 settembre ci sarà l'assemblea, il nuovo CDA già si presenta dimissionario, quello eletto il 5 di maggio, e arriverà il Fondo Atlante, nominerà degli uomini nuovi, Ambrosini, che comunque penso sia un professionista, probabilmente si farà da parte, arriverà un nuovo presidente, e lì poi vedremo cosa succederà. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se c'è un progetto di rilancio, come, con chi, quando. Questo è ancora presto, ma certamente è un lavoro molto intenso da fare. Prima accennavamo al discorso magistratura. Il giorno prima dell'assemblea del 7 di luglio, allora il 7 di luglio sarebbe giovedì, giusto? Oggi è lunedì e giovedì. E il giorno prima è previsto un'audizione, chiamiamola così, importante, del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Presidente del Tribunale di Vicenza e dell'attuale procuratore del capoluogo iberico, che è Antonino Cappelleri. Certo. Per capire fino a questo punto che cosa ha fatto la magistratura. Sì, infatti la magistratura è già un paio d'anni che indaga, no? Noi siamo stati incontrati, abbiamo fatto un incontro con Cappelleri in marzo e le abbiamo chiesto proprio di accelerare sulle indagini. Lui ci ha detto che ci sarebbe voluto per rinvio a giudizio almeno fino a marzo 2017. Noi qua non siamo per niente d'accordo. Gli elementi per rinvio a giudizio ci sono già tutti. Bisogna fare rinvio a giudizio subito, altrimenti si rischia la prescrizione. E non è possibile che una porcata di queste dimensioni vada in porto. Quindi noi l'abbiamo richiesto, abbiamo mandato un'altra lettera di sollecito di nuovo a Cappelleri, dicendo: dopo tutto quello che sta capitando, anche dopo l'inchiesta del CSM, che ha avanzato appunto anche delle perplessità, e comunque sia c'è stato il caso di una giudice, la signora Camilleri mi sembra, adesso non ricordo bene il nome, che comunque sia è stata allontanata a suo tempo perché aveva fatto proprio un'indagine su Zonin nel 2003, che poi era stata insabbiata. È il caso di capire bene cos'è capitato, ma soprattutto è il caso di fare rinvii a giudizi nei confronti degli ex amministratori subito, non a marzo 2017. Abbiamo già gli elementi, possiamo già farla adesso. Entro quest'estate possiamo già fare il rinvio a giudizio e fare il processo, perché è una cosa che si aspetta l'opinione pubblica e che deve essere fatta, sulla quale noi assolutamente non saremo totalmente intransigenti, cioè chiederemo di nuovo, e se serve chiederemo di nuovo un incontro a Cappelleri e di nuovo andremo a proporre le nostre posizioni. Vogliamo magari spiegare un po' meglio che cos'è questa azione di responsabilità, proprio a beneficio di chi ci segue da casa? Praticamente la banca propone un'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, in questo caso Zonin, Sorato, presidente e amministratore delegato, Consoli, e Trinca, presidente e amministratore delegato di Veneto Banca.
Assume responsabilità per aver portato la banca al disastro attuale, cioè a perdere del denaro, ad avere un'azione che vale 10 centesimi contro i 40 di prima, Veneto Banca, e i 62 Vicenza, e quindi per il dissesto nel quale si trovano le due banche. Quindi in questo caso sarebbero, se considerati poi colpevoli, dovrebbero risponderne in proprio, no? Ovviamente è un'azione che ha un effetto, oltre che pratico, di andare a recuperare i soldi, magari cercando di capire questi signori che patrimonio hanno, anche moralmente di grande importanza. Cioè non è possibile che due signori che hanno fatto questo disastro, e l'hanno fatto in maniera probabilmente anche consapevole, cioè c'era un sistema, lo dice anche Banca d'Italia in un report del 2010, ma anche prima, che c'era un sistema nel quale le azioni venivano sistematicamente sopravvalutate, gonfiate, inducendo in errore altri soci e facendo in modo che questa gigantesca catena di Sant'Antonio, mi si passi questo termine, continuasse a progredire. E quindi è chiaro che l'azione di responsabilità è il minimo che si possa fare. Poi vedremo la magistratura, cioè allora ci sono tutte le indagini in corso per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, addirittura associazione a delinquere, spaventa, truffa, tutta una serie di cose, ma è necessario che vengano... Negli Stati Uniti, insomma, ricordiamo che Madoff, il grande finanziere, ha fregato un sacco di gente. Si è preso 1000 anni di carcere e non contenti gli hanno diciamo così, è stato obbligato a rispondere per intero col suo patrimonio. Cioè abbiamo letto nelle cronache che la moglie di Madoff non ha più un centesimo. Negli Stati Uniti, quando si fanno queste cose, sono tremendi. In Italia invece no. Se lei pensa che i white collar, i colletti bianchi, sono stati pochissimi sono stati condannati, in prigione ce ne sono meno ancora, è chiaro che in Italia c'è una situazione che non va bene. No, anche perché si potrebbe creare veramente un precedente giuridico importante, no, con questi casi. Dopo l'esempio di Banca Popolare Veneta o Veneto Banca diventerebbe il riferimento per tutte le vertenze con le banche che ci sono. Ma certo, cioè alla fine noi abbiamo un immenso danno nei confronti dei risparmiatori veneti, e non solo, perché queste banche erano in tutta Italia. Non è possibile che passi tutto sotto traccia, che si arrivi addirittura magari a una sentenza di archiviazione, no? Perché si è prescritto tutto. Cioè questo qui sarebbe completamente ingiusto, immorale e indecente anche, mi passi questo termine. Per cui è giusto che si faccia questo da una parte, dall'altra parte è giusto che noi attiviamo tutti i meccanismi per cercare di recuperare quanto possibile del denaro andato in fumo. Ovviamente non sarà possibile recuperare gli 11 miliardi, sono molto sincero, perché gli 11 miliardi di capitalizzazione andati in fumo non è possibile recuperare se non una piccola parte, vedremo per i casi più particolari. Questo qui adesso è un discorso un po' prematuro, perché ripeto, in ottobre parte l'arbitrato e poi vedremo insomma cosa succederà. Noi ci terremo anche che la sua presenza qui fosse importante anche per fare chiarezza, mettere i puntini sulle i, ma anche, come dire, per lanciare un appello a tutte quelle situazioni, ai noi molto penose, che si verificano di soci che non so, arrivano a degli atteggiamenti estremi. Insomma, abbiamo visto a Maerne c'è stato un signore che ha avuto insomma, un gesto abbastanza violento, ci sono stati anche degli atti estremi, vabbè, magari non dipendenti direttamente, ma che poi l'informazione può più o meno collegare al caso. Ma insomma, lanciare anche un appello, perché voi state lavorando come Associazione Soci Banche Popolari Venete per arrivare a una soluzione. Sì, noi stiamo lavorando in maniera molto, abbiamo anche attivato degli sportelli di assistenza soci, vuol dire che a Treviso e a Castelfranco, a Bassano e a Castelfranco, voi soci potete venire a trovarci nel mese di luglio, poi trovate tutte le indicazioni nel sito e noi affronteremo in maniera individuale i casi, in maniera tale da dare una consulenza a 360 gradi quanto più professionale e più seria possibile. Ovviamente non è il caso né di suicidarsi né di fare gesti estremi, questi non portano a nulla. Nel senso che anche quel caso di dicembre in cui un giovane azionista è andato in banca e si è preso 7.000 euro dalla cassa rubandoli e poi è stato condannato a 2 anni, si è fatto male lui in questo caso lì, a parte che, ripeto, non è mai concepibile questo tipo di atteggiamento. Quindi noi stiamo lavorando per arrivare a una soluzione. Dico anche, e qua l'opportunità che lei mi ha dato di questa trasmissione importante, che
Sgombriamo il campo da un altro equivoco. La politica non può rimborsare i soci di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza perché sono azionisti, cioè hanno comprato strumenti di rischio. Allora, Baretta, sottosegretario all'economia veneziano, che abbiamo incontrato qualche settimana fa in un incontro a Tre Baseleghe, ci ha spiegato chiaramente che i soci azionisti non possono ricevere aiuti, non sono paragonabili agli obbligazionisti di Banca Etruria, quelli erano obbligazioni e quindi saranno rimborsati all'80% circa. Qui non è possibile attivare questo tipo di strumenti, quindi la politica non può comunque mettere a disposizione dei fondi perché altrimenti poi si aprirebbero dei casi e l'Europa non ce lo permetterebbe. Allora questo è un discorso che riguarda non tanto la cattiva volontà della politica, ma è un discorso europeo. Per cui i soci potranno trovare dei ristori facendo i passi giusti in ambito giudiziario o con l'arbitrato. Poi ho spiegato prima che i tavoli non sono attivabili perché le banche non hanno le risorse, tranne il caso dei soci appunto baciati che hanno ricevuto dei finanziamenti che lì probabilmente non restituiranno niente e non succederà niente. Ma chi ci ha messo i soldi suoi dovrà aspettare e mettere in atto quello che noi stiamo cercando di mettere in atto. Chi invece fa della demagogia, sento anche io dei gruppi che fanno demagogia, ma è demagogia, è politica, è far politica sulla pelle dei soci e far politica sulla pelle dei soci non va bene. Certo, strumentalizzare la situazione. Strumentalizzare non va bene. No, questo è un trasmettitore che comunque ci consente ancora di parlare. I numeri, Francesco Celotto, sì. 205.000. 205.000 soci, cioè è impressionante. Di cui 117.000 per quanto riguarda Vicenza e 88.000 Veneto Banca. E il patrimonio andato in fumo come capitalizzazione è 11 miliardi delle due società. Ecco, i numeri sono impressionanti, soprattutto se notiamo che dal 2007-2008 il numero dei soci è raddoppiato, cioè fino a un certo punto il numero dei soci e il capitale era ridotto, poi a un certo punto le due banche hanno acquisito molte altre banche, hanno dovuto mettere capitale in queste banche che in molti casi erano malmesse e hanno con questi sistemi truffaldini, diciamo così, raccolto altro denaro, perché ripeto, sono passati da circa 100.000 soci a oltre 200.000 nell'arco di 7-8 anni. E quindi hanno raccolto, hanno fatto aumenti di capitale, ricordo Vicenza ha fatto aumenti di capitale negli ultimi anni, ha fatto 2 aumenti di capitale per 1 miliardo, Veneto Banca per 300 milioni, più poi ci sono state anche delle obbligazioni convertibili, sono state convertite, quindi comunque anche lì è stato raccolto una cifra che è vicina ai 2 miliardi, che sono andati quasi tutti in fumo, oggi sono zero. Quindi è stato architettato questo sistema, in molti casi col discorso dell'autofinanziamento, cioè il socio, io presto i soldi, lui fa un aumento, che ovviamente non è possibile in base alle regole europee. Quindi è stato un gigantesco sistema per fregare il territorio, nel senso che il territorio che aveva messo questi soldi si è trovato con nulla in mano. E oggi le due banche valgono, ricordo, 10 centesimi l'una, quindi oggi la capitalizzazione delle due banche, dei vecchi soci, è pari a zero di fatto. Non esiste, sono stati completamente azzerati. Ma come mai è stato creato o si ha intenzione di creare un fondo Atlante 2 per le sofferenze? Sì, perché l'Italia ha sofferenze pari a 200 miliardi, anzi 360 miliardi, comprendendo sofferenze e incagli. Gli incagli non sono proprio sofferenze, sono prestiti non ancora pagati, ma non ancora definitivamente persi. 360 miliardi di questi, diciamo così, che ci sono comunque sia quelli netti, cioè quelli ancora da portare, da scontare, pari a 80 miliardi, ma in realtà sono di più perché sono 360 miliardi, quindi sono oltre centinaia. Allora, ovviamente si vuole creare un fondo Atlante 2 per togliere da tutte le banche italiane queste sofferenze e farle ripartire, perché le banche senza un rilancio e una sistemazione del tema delle sofferenze non potranno ripartire. Ricordo che, ripeto, Veneto Banca ha 7 miliardi e mezzo di sofferenze, Vicenza ha 10 miliardi, fanno 17 miliardi. Su un totale di 3,60, comunque sia un 5%. Sì. Siccome la loro quota di mercato è pari al 2,5, hanno molte più sofferenze rispetto alla loro quota di mercato. Quindi è chiaro che hanno prestato soldi a tutti, o almeno anche a molti imprenditori che probabilmente sono andati male, magari a qualche imprenditore amico, questo noi non lo sappiamo, però è chiaro che in Veneto c'è un problema molto importante di sofferenze. E quindi cioè, oggi il futuro di queste due banche non è roseo, perché oggi non basta dire abbiamo in cassa un po' di soldi, no? Bisogna anche capire, allora l'opzione è questa, uniamo queste due banche
oppure le facciamo degli spezzatini, cioè le spezziamo e le vendiamo a pezzi, oppure vendiamo una a una banca e una a un'altra, questo ancora non è chiaro. Beh, l'ipotesi della fusione delle due banche non avrebbe senso, no? Ma secondo me l'ipotesi di fondere due banche così ha poco senso. Infatti il Fondo Atlante secondo me sta cercando di mantenerle separate. Sì. Veneto Banca si parlava di BPER, Banca Popolare Emilia Romagna, e Vicenza non si parla ancora di nessuno, ma forse arriverà qualcuno. L'ipotesi di BPER è interessante, perché BPER ha una rete di sportelli in Emilia Romagna, ma non ha rete in Veneto e non ha rete nelle Marche e neppure in Puglia, dove Veneto Banca è forte. E anche in Lombardia, perché è l'ex Intra. Quindi Veneto Banca potrebbe trovare da questa fusione un'interessante prospettiva. Poi bisogna anche dire che queste due banche hanno un esubero di personale enorme, hanno tantissimi sportelli che andranno chiusi, e quindi se noi facciamo dei paragoni anche europei, sì. Se lei pensa, in Svezia la più grande banca svedese ha 8 milioni di clienti con 300 sportelli scarsi. Veneto Banca ha 500.000 clienti con 500 sportelli. Quindi è chiaro che noi dobbiamo fare qualcosa, poi abbiamo troppo personale e lì sarà una partita da portare avanti, perché ogni dipendente di banca costa, non li guadagna lui, ma costa alla banca 60.000 euro in media. Quindi se noi ne tagliassimo già la metà, Veneto Banca oggi ha 5.100, oltre 5.000 dipendenti, e Vicenza ne ha pure di più. Se noi tagliamo già 2.000 dipendenti risparmiamo 120 milioni l'anno, e 120 milioni servono per ristrutturare la banca, per sistemare la banca, per fare investimenti di un certo tipo. Io lo so che poi i sindacati cominceranno a urlare, ma c'è poco da urlare. Queste due banche hanno bisogno di una profonda ristrutturazione del personale e un taglio degli sportelli. Cioè non è possibile avere a ogni paesino una filiale, sì. Non ha senso nel 2016. No, non ha senso. Questo è un messaggio molto chiaro che Francesco Celotto lancia, insomma, come considerazione realistica, insomma, oggettiva della situazione che si è venuta a definire. Noi lo ringraziamo, riproponendoci ovviamente di rivederci anche all'indomani magari di queste due importanti assemblee, certo. 7 luglio, cioè giovedì prossimo per quanto riguarda Banca Popolare di Vicenza, e il 23... No, 16 settembre Veneto Banca. 16 settembre Veneto Banca. Ecco, allora l'occasione, diciamo, prima che cominci l'autunno, per rivederci con Francesco Celotto per fare un po' il punto della situazione all'indomani di questi due importanti momenti. Grazie al nostro ospite che è stato con noi, Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete. Arrivederci a tutti voi che ci avete seguito e buona giornata. Buona giornata.